Il suo ultimo libro parla di un incontro particolare, un incontro con Papa Francesco. Che cosa si porta a casa di quell'incontro dal punto di vista personale? 500 pagine quasi. No, è stata una grande esperienza. Non soltanto l'incontro con Papa Francesco, è stato l'incontro con la Chiesa, infatti, con il Vaticano, no? Perché ho viaggiato con il Papa Francesco a Mongolia, ma su tutto ho entrato nel Vaticano, che è un posto straordinario, no? Il centro di un'istituzione che ha vissuto per 2000 anni, e questa è una cosa straordinaria, no? Allora, è stata una grande esperienza che infatti ha cambiato la mia visione del mondo, ha cambiato la mia visione della Chiesa, ha cambiato la mia visione del Vaticano e di me stesso e del mondo. Ecco, lei nei suoi libri parla anche spesso della morte. Gli ha chiesto a Papa Francesco e appunto al Vaticano cosa c'è dopo la morte. Questo è il centro del libro, infatti. Cioè, questo libro parla del centro del cristianesimo, che è l'enigma centrale della nostra civilizzazione, cioè la resurrezione della carne e la vita eterna. E parla di questo non per motivi teologici, ma per motivi personali, perché la mia mamma è una persona profondamente credente, cattolica, e quando mio padre è morto, mia mamma diceva che lei lo avrebbe visto dopo la morte. E allora io, quando mi hanno proposto la possibilità di parlare con il Papa e di entrare nel Vaticano, ho pensato che il libro doveva parlare di questo, che come un uomo come me, che non è un credente, un folle senza Dio, va a trovare il folle di Dio per farle questa domanda. Il folle di Dio che è il Papa Francesco. Folle di Dio perché Francesco di Assisi si chiamava se stesso il folle di Dio. E gli fa questa domanda. Se la mia mamma avrebbe visto il mio padre dopo la morte, e ascoltare la domanda del Papa, che è l'unico che può dare la risposta a questa domanda, almeno il più autorizzato a darla, e ascoltarla e ritornare alla mia mamma. Posso dire che ho fatto la domanda, posso dire che il Papa Francesco ha dato una risposta, ma non posso dire qual è la risposta, perché sarebbe come raccontare la fine di un giallo. Ecco, lei appunto diceva di non credere in Dio, e appunto da non credente cosa pensa del nuovo Papa? Credo che sarà un continuatore moderato nelle forme delle riforme di Francesco. È questo che credo. È un Papa, almeno in questo momento, vediamo un Papa più classico, più di ordine, meno disruptivo che Francesco, ma che la sua visione della Chiesa non è molto diversa di quella di Francesco. Sarà una continuazione, come dico, un po' più classica, un po' più con più moderazione della stessa linea, secondo me.